Ci troviamo nella magnifica Val Pusteria e come potete vedere siamo pronti per fare un bel giro in bicicletta sulla pista ciclabile Dobbiaco Cortina. Questa pista ciclabile è nota anche con il nome la lunga via delle Dolomiti, ma la cosa bella e interessante è che questa pista ciclabile percorre un tracciato di una vecchia ferrovia, costruita durante la Prima Guerra Mondiale, che metteva in comunicazione l'Alta Pusteria con Cortina. Punto di partenza è Dobbiaco e adesso iniziamo e andiamo a percorrere la Val di Landro. Dopo poche pedalate si raggiunge questo splendido lago che è il lago di Dobbiaco. Adesso andiamo avanti fino ad arrivare al lago di Landro. Lungo la pista ciclabile si trova questo cimitero di guerra della Prima Guerra Mondiale. Che meraviglia! In questo punto si possono vedere le 3 cime di Lavaredo. Siamo al lago di Landro, un lago magnifico con una tonalità di verde spettacolare, veramente bello. Siamo arrivati al passo di Cima Banche e qui c'è il confine fra la provincia di Bolzano e la provincia di Belluno. Siamo a quota 1530. Fin qui la nostra pedalata è stata tranquilla su un fondo stradale ben battuto. Prima, come avete visto, ci siamo concessi un divertente diversivo. Abbiamo guadato un torrente, anche perché Marco doveva testare i suoi nuovi copertoni. Adesso continuiamo verso Cortina. A 2 chilometri dal passo si incontrano altri 2 bei laghetti, i laghi Rufiedo. A questo punto stiamo entrando in galleria, quindi ho messo la mia nuova torcia in posizione, vedete che è molto facile sia da mettere che da togliere. È una Olight modello Alti 2000. Abbiamo attraversato 2 gallerie, l'ultima più lunga della prima, completamente buia, con un fondo stradale pieno di fango. Vedrete dopo come abbiamo conciato le nostre bici. Per fortuna Stefano aveva la sua nuova torcia Olight che ci ha illuminato bene il percorso. Quest'ultima galleria si può anche saltare, c'è una strada alternativa, molto ben tenuta.
Arrivati al capolinea, stazione di Cortina d'Ampezzo. Giro veloce in centro per poi fare il ritorno sulla stessa strada. Si torna per strada normale. Basta galleria fangosa. Nel ritorno abbiamo saltato la galleria fangosa e adesso entriamo in una nuova galleria. Stefano, mi raccomando, accendi la torcia. Velocemente siamo ritornati al passo di Cima Banche. Questo è il punto più alto della ciclabile. Ora facciamo ritorno a Dubbiaco. Ritornati a Dubbiaco e qui concludiamo la nostra biciclettata. L'escursione ciclistica è stata splendida in un contesto paesaggistico dolomitico eccezionale. L'escursione è semplice, molto semplice e alla portata di tutti. Il fondo stradale è sterrato e il percorso è molto ben segnalato. Lungo la pista ciclabile ci sono dei punti ristoro. Prima del saluto, alcune considerazioni sulla mia nuova torcia, un mio nuovo acquisto. La O-Light Alti 2000 è andata veramente bene sia in galleria che in caso la sera, illumina tantissimo, si può regolare, ha molte regolazioni e poi una cosa veramente molto comoda, solo per i ciclisti? No, per tutti, e cioè guardate com'è facile smontarla e si tiene in mano e quindi si può utilizzare nel momento in cui si va a fare qualche escursione anche in galleria o da altre parti. Per ulteriori informazioni, sotto il video vi ho messo in descrizione tutti i link per il prodotto. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!